E allora Davide Angeli, buona giornata Davide. Salve a tutti. Allora Davide Angeli, se quando abbiamo conosciuto Mario che proveniva da Scorzè, invece tu provieni da Rivamonte a Gordino, quindi provincia di Belluno. Esatto, la sede della nostra piccola impresa è a Rivamonte, poi facciamo un po' a pendolo tra Rivamonte e Milano, abbiamo 2 laboratori, però la sede è lì. Rivamonte a Gordino ti ho chiesto proprio perché insomma purtroppo siete stati toccati da questa sciagura che ha colpito appunto la Gordino, però mi dicevi insomma che c'è tanta voglia di muoversi, di fare, di produrre lo stesso, no? Assolutamente, ho in testa questa immagine delle persone del paese che guardavano uno stralcio di campo che era stato devastato, era crollato un muro così, e però già vedevano il lavoro cosa potevano fare lì, cosa di nuovo potevano fare, un giardinetto per i bambini, già immaginavano come sistemare le cose. Questo è un atteggiamento che io ho trovato fantastico. Più che mai positivo, sicuramente. Allora, se vogliamo conoscere questi artigiani che ci sono qui a Cison di Valmarino, tu sei nel Cortivo Koch, che ormai conosciamo perché abbiamo conosciuto Mario prima che era nel Cortivo Koch, anche tu sei in questo cortivo, diamo anche da parte tua delle indicazioni, insomma facili, a parte che magari i tuoi clienti sanno già dove trovarti. Assolutamente, mi hanno cercato, mi hanno trovato, ma invito tutti a seguire le indicazioni, a fare tutto il percorso del mercato, perché spesso ci sono artigiani che magari il primo anno si ritrovano in zone meno conosciute, ma sono altrettanto validi quanto quelli che sono in zone più centrali del mercato. Tu sei al sesto anno, mi dicevi? Io sono al sesto anno, sono partito anch'io dal Cortivo Buffon, poi sono andato nel Case Marianne. Però un girare tutti questi borghi che sono bellissimi. A seguire le indicazioni per visitare il paese e conoscere tutti gli artigiani. Tra poco dovremo vedere anche le tue opere, perché non abbiamo detto che tu sei sì un artigiano, ma sei un artigiano dell'illuminazione, e cioè, eccole qui, tu fai qualsiasi cosa possa prendere illuminazione, giusto? Esatto, sfruttando questo materiale che è la carta di gelso. Questa è carta di gelso? Questa è carta di gelso. Carta di seta la chiamano, ma è carta di gelso, i bachi da seta si nutrono del gelso, e io nel tempo ho elaborato un metodo per vetrificarla, quindi per renderla lavabile e praticamente infrangibile, che possa essere manipolata, che possa essere... Quindi vedendole così sembrano molto fragili, molto delicate, invece sono estremamente resistenti. Sì. È un punto su cui ho insistito tantissimo, ho studiato tanto e ora ho trovato la soluzione. La via giusta, la soluzione giusta. Sì. Perché un artigiano questo fa, insomma, no? L'artigiano non è solo, la creatività non è solo nel creare l'oggetto, io credo, è anche nel inventarsi strumenti, nel trovare soluzioni a problemi che le persone stesse ci presentano, perché magari dicono sì, è bella però è resistente, allora devi ingegnarti per soddisfare le persone. Tutto. La produzione che hai qui a Cison per questo sesto anno di presenza qual è? La tua solita oppure hai inventato qualcosina di nuovo quest'anno? Sì, ho ripreso un modello che feci 13 anni fa quando incominciai. L'ho rielaborato e l'ho tirato fuori e sta avendo successo. Scusami, hai detto 13 anni fa? 13. Tu sei giovanissimo, quanti anni hai? 40. 40, non te li avrei dati, 40, quindi 13 anni già che... 13 anni che faccio questo lavoro e appunto quest'anno ho tirato fuori, ho ritrovato delle invenzioni che avevi magari lasciato lì? Esatto, avevo lasciato lì, non le avevo capite ancora bene, ho tirate fuori, sono soddisfattissimo e anche le persone sono contente. Anche un artigiano va e ascolta naturalmente i suoi clienti, dice, mi piacerebbe Sì, io credo che sia fondamentale. I clienti ci insegnano, se abbiamo un orecchio attento, ci insegnano veramente tanto. Mi dicevi che la piazza di Cison di Valmarino ti ha dato grandi soddisfazioni, grosse soddisfazioni, perché poi c'è
indubbio, uno viene qui, se abbiamo ascoltato nei giorni scorsi Mario che non vendeva le sue opere perché è stata una scelta sua, tu invece le tue opere le vendi chiaramente, no? Sì, le vendo e riesco anche grazie a questa opportunità di questo mercato a seguire i miei clienti e anche durante l'anno. Cioè, ricevo richieste a distanza di tempo e vado di casa in casa anche a vedere l'ambiente, a prendere misure, a cercare il tipo di luce adatta a ciascuno. Quindi ho conosciuto anche non solo Cison ma tutto ciò che lo circonda. Mi dicevi che c'è un buon ritorno Sì. in questo. Sì, io sono soddisfatto. Nel corso degli anni è andata sempre migliorando. Ho accettato sempre una sfida Tua personale? Sì, ogni anno è mettersi in gioco, ogni anno c'è tanta tensione all'inizio, perché ci si gioca insomma una buona fetta di mercato, però alla fine siamo sempre contenti. Quali sono state le opere più interessanti che hai fatto o le richieste magari che ti sono giunte dai tuoi clienti che ti hanno sbizzarrito così, che ti hanno fatto sbizzarrire con le invenzioni? Mi ricordo di una coppia che aveva costruito una casa biodinamica, quindi in paglia, quindi doveva avere tutto. Esatto, voleva un albero, proprio un vero e proprio albero di ferro e carta, e fiori di carta, e quello ci ho messo quasi un anno a completarlo, andando e venendo da casa loro, e alla fine ce l'hanno. È una bella soddisfazione, no? questa. Sì. Beh, perché queste opere che abbiamo visto sono fiori di carta, come dicevi te, però attenzione, non prendono fuoco, perché come assolutamente dicevi, no. Appunto, come dicevi tu Assolutamente prima, no. le hai rese solide, le hai rese. Sì, a parte quello, e poi ci sono anche degli standard da rispettare. Esatto. Perché siete artigiani, ma rispettate gli standard. Assolutamente. Oh, benissimo. Allora, 6° anno qui a Cison di Valmarino. Io saluto Davide Angeli, ci rivediamo prossimo anno per il 7°, perché non puoi mancare, quindi no? Il 7° è d'obbligo, e passate a trovarlo al Cortivo Koch, dove vi attende e vi attendono queste produzioni che sono veramente belle e sono veramente particolari, perché l'illuminazione e la luce poi è fondamentale e importante per tutte le cose, no? Lo credo anch'io. Davide, grazie a te e buon lavoro naturalmente. Grazie mille.